Quando cerco di cambiare ciò che in me non mi piace combattendolo, non faccio che spingerlo sottoterra. Se l'accetto, affiorirà per poi evaporare. Ciò a cui mi oppongo persiste ostinatamente. Considero l'esempio di Gesù, che si è prefisso il compito di smuovere montagne e che combatte contro nemici implacabili. Eppure, anche nella sua indignazione, egli continua ad amare. Combina un profondo desiderio di cambiamento con l'accettazione della realtà così com'è. Mi sforzo di essere come lui. Comincio con i sentimenti che non mi piacciono. Discuto con ciascuno di essi in modo amabile, disponibile, e ascolto ciò che ognuno di essi ha da dire, finché scopro che, sebbene possa farmi del male, mi fa anche bene, che è lì per uno scopo benefico che ora cerco di scoprire. Continuo a dialogare finché provo una reale accettazione di questi sentimenti. Accettazione, non approvazione né rassegnazione, cosicché non mi sento più depresso per le mie depressioni, o arrabbiato con le mie rabbie, o scoraggiato per il mio scoraggiamento, o impaurito dalle mie paure, o ostile verso i miei sentimenti di ostilità. Posso convivere in pace con essi perché ho capito che Dio può usarli per il mio bene. Faccio la stessa cosa con qualcuna delle molte altre cose della mia vita che voglio cambiare. I miei acciacchi fisici, i miei difetti personali, le circostanze esteriori della mia vita, gli avvenimenti del passato, le persone con cui vivo, l'intero mondo così com'è, vecchiaia, malattia, morte, e mi dispongo attentamente al fatto che ciò che dirà può essere del tutto inaspettato. Rivolgo lo sguardo dentro di me per vedere se ho la volontà di cambiare questo difetto. Se non ce l'ho, prendo questa mancanza di volontà come la prima cosa che va cambiata. Ora inizio con l'elemento essenziale per ogni cambiamento. Prima di qualunque mossa è vitale che io senta Cristo dirmi queste parole. Per quanto riguarda il mio amore per te, non importa se tu cambi o meno, perché il mio amore non pone condizioni. Ora vedo il potere di Cristo riversarsi su di me e immagino di sentirmi forte dove prima ero impaurito, rilassato dove precedentemente ero teso, coraggioso in situazioni che prima mi intimidivano. Mi vedo mentre trascorro la mia giornata o in situazioni in cui mi occorre questa nuova energia, dotato di quella forza che ho ricevuto da Cristo. Alla fine mi riposo nella sua amorevole presenza, in grata adorazione.